oggi si celebra il congresso dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra qui presso la Sala Farzello con tanti punti all'ordine del giorno. Ecco, parliamo anche della vostra attività che voi fate quotidianamente durante l'anno nel territorio. Allora, intanto oggi si celebra l'Assemblea Provinciale per l'elezione degli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Ci sono stati diversi anni di commissariamento, siamo riusciti a coinvolgere sia i soci effettivi vittime civili di guerra del 1943, sia praticamente figli di invalidi che si sono avvicinati alla nostra associazione ed ancora i promotori di pace che si possono iscrivere nella nostra associazione. Noi continuiamo sempre il nostro impegno nelle scuole, ogni anno viene bandito un concorso scolastico che praticamente di concerto con il MIUR viene appunto svolto ogni anno, e devo dire che quest'anno è stato premiato l'Istituto Michelangelo, ma anche l'anno scorso praticamente un istituto, l'Anna Franchi, è risultato vincitore. Ed ancora noi andiamo sempre nelle scuole dove praticamente portiamo il nostro messaggio di pace e di solidarietà, che è attualissimo oggi rispetto ai conflitti che affliggono il mondo. A tal proposito posso dire che in questo momento ci sono 31 conflitti praticamente nel mondo, non c'è solo l'Ucraina, non c'è solo la Palestina, ma praticamente con il nostro Atlante storico abbiamo documentato tutti i conflitti che insistono nel pianeta. Quale sarà il progetto futuro del prossimo anno sociale? Allora, intanto diciamo che noi svolgiamo l'attività istituzionale nel territorio, sempre con i laboratori scolastici. Adesso uscirà il nuovo bando chiaramente dedicato alle scuole e quindi, anzi, stamattina premieremo anche delle scuole che hanno partecipato allo scorso concorso scolastico, e poi le attività che chiaramente verranno indirizzate da Roma, cioè dalla Presidenza nazionale. A tal proposito mi permetto di rivolgere un ringraziamento per la stima e l'apprezzamento rivolto alla mia persona dal Presidente nazionale Michele Vigne e dal Segretario Generale Roberto Serio, presente oggi qui con noi. Assessore alla Pubblica Istruzione, presente a questa assemblea dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, considerando anche il loro impegno nell'amministrazione che hanno verso gli istituti scolastici. Molte scuole quest'anno, come gli anni precedenti, hanno partecipato alle iniziative dell'associazione, che ha bandito un concorso proprio per sensibilizzare gli alunni delle scuole agrigentine sul tema. Un tema quanto mai attuale, si parla oggi di guerra più che mai, e non solo della guerra in Ucraina o delle guerre nel territorio israelo-palestinese, ma ci sono tante altre guerre che sono meno conosciute. Le vittime sono sempre le stesse, quelle vittime civili che sono impotenti di prendere una scelta, di prendere posizione, ma che subiscono la scelta dei potenti. Guerre fatte spesso solo per la brama di potere o per la brama di conquista vedono le vittime negli innocenti, nelle famiglie, nei bambini, e quindi dobbiamo illuminare ed accendere i riflettori su una tematica tanto sensibile. È importante che i ragazzi sappiano che oggi poter vivere in una città e in una nazione libera, democratica, che dà la possibilità a tutti di poter esprimere liberamente la propria opinione, non è un qualcosa di scontato. Ci sono persone che oggi combattono per avere questi diritti e dobbiamo fare in modo che i ragazzi, le generazioni future più che mai, non commettano gli errori che stiamo commettendo noi oggi. Oggi siete premiati per il vostro impegno qui presso l'Associazione Nazionale Vittime Civili, per quello che avete fatto anche come Istituto Agrigento Centro. Sì, per noi è un appuntamento importante, quello del concorso nazionale all'Associazione Vittime Civili di Guerra. È un'occasione per sensibilizzare gli alunni sul tema della pace, un tema attuale che coinvolge tutti. Le nuove generazioni sicuramente sono quelle che devono essere formate al valore della pace. Anche lei coinvolto come parente di una vittima della guerra? Sì, proprio Barone Bernardo, mio nonno, proprio nonno paterno, Barone Bernardo, residente ad Agrigento, è deceduto proprio sotto i bombardamenti del luglio 1943, al quale sono sempre legato
tramite la figura emblematica di questo uomo che ha portato il mio nome e del quale io sono fiero. Quindi sono qui anche per questo, perché ho seguito in questi anni l'iniziativa e la ricostruzione e la sistemazione di questa associazione, che molto deve e che molto ha trovato anche ad Agrigento e in tutta la Sicilia, perché non in tutta Italia, per rinnovare i problemi delle guerre e della pace, perché ora si chiama anche Associazione per i promotori di pace. E a questo punto non si può non dire che questa associazione deve anche muoversi nell'ambito della solidarietà, che proprio in questi giorni purtroppo ha avuto una piccola ferita, speriamo rimarginabile perché siamo ancora in tempo, speriamo anche grazie al Presidente della Repubblica che si metta proprio un freno a quello che si può chiamare, oggi chiamano la devoluzione, anzi si chiamava la devoluzione e che oggi si chiama autonomia differenziata, però in maniera che spezza l'Italia. Noi non siamo per lo spezzattamento dell'Italia, noi siamo per l'unità d'Italia, per la bandiera italiana nella quale crediamo e per la quale sono morti i nostri nonni, sia nella prima, sia nell'epoca risorgimentale, sia nella seconda guerra, come il mio povero nonno.